Ha capito tra i primi che l'epidemia sarebbe diventata un'emergenza sanitaria anche in Europa. Jacopo Monticelli, giovane infettivologo veneziano, chiese alla direzione sanitaria dell'ospedale di Schiavonia, nel Padovano, dove si registrò il primo caso di infezione, di effettuare un test per la ricerca del coronavirus ad un paziente ricoverato per polmonite. A lui, in rappresentanza di tutto il personale sanitario che si è speso e continua a spendersi nella lotta al virus, è stato conferito il premio veneziano dell'anno 2020. Devo dire che sono molto grato che sia stato anche, condiviso con gli altri sanitari, perché effettivamente nella salute non è mai un lavoro individuale, ma è sempre un lavoro di squadra, ecco, insomma. Se non mi avessero, se la mia ex azienda non mi avesse sostenuto in questa intuizione, non sarei andato da nessuna parte. Mi sento un po' a disagio con questo ruolo di rappresentanza, ecco, insomma. Però ecco, insomma, farò il possibile, ecco, insomma, per rendere la mia città degna di me stesso, ecco. Siamo a metà del guado, ecco, insomma. Però speriamo di farcela fino alla fine. Cercare di farsi sempre le domande, ecco, insomma. Le domande giuste, ecco, insomma, il perché delle cose, che cosa sto guardando, cos'altro posso cercare. Questo, insomma, è il consiglio più grande che posso dare. La cerimonia di conferimento si è tenuta nelle sale apolline del Teatro La Fenice di Venezia, un riconoscimento promosso dall'Associazione Sette Mari, assegnato a persone o enti che abbiano contribuito con l'attività e l'impegno a diffondere il nome e il prestigio della città lagunare nel mondo. Il premio veneziano dell'anno è un grande riconoscimento che ha una grande storia in questa città, grazie all'Associazione Sette Mari. Oggi è stato premiato il dottor Jacopo Monticelli, che è simbolo non solo di quei giovani, di quella meritocrazia, di coloro che si impegnano con grande dedizione, con grande competenza per la collettività, ma è anche simbolo di tutti gli operatori sanitari, di tutti quei medici, di tutti coloro, gli eroi silenziosi che sono in prima linea nel contrastare la pandemia. Ricordiamo che Venezia, prima di essere colpito dal coronavirus, purtroppo aveva già subito un grande colpo con l'acqua grande, da cui però ha saputo rialzarsi con grande coraggio, con grande umiltà, con grande dignità. Venezia è riconoscente a tutti coloro che si impegnano per la collettività. Uniti possiamo combattere il Covid-19.